Eseguita l'autopsia sul corpo del cinquantenne di Arcade morto per un presunto infortunio in un cantiere tenuto nascosto, fatale un trauma cranico compatibile con una caduta. Malumori per le candidature politiche, faccia a faccia al K3 tra il segretario della Lega e i ribelli, dopo gli sfoghi bocche cucite, ma la resa dei conti è solo rinviata dopo le urne. La Procura conferma, aperta un'inchiesta sull'assunzione di personale scolastico grazie a diplomi falsi, indaga la Guardia di Finanza le false abilitazioni acquisite in provincia di Napoli. Rintracciato in poche ore dalla polizia locale il vandalo di Piazzetta Battuti è il conducente di un furgone, ora dovrà pagare la multa e risarcire i danni. L'influenza e il cafoncello scoppia, boom di ricovero all'ospedale di Treviso, i 40 posti del reparto straordinario sono insufficienti, a gestire i letti intanto arriva il bed manager. Domani ad Osson l'addio ad Anna Biscaro Bonduà, moglie di Mario, sparito nel nulla nel 2009 a San Candido, se n'è andata senza conoscere quale sia stato il destino del marito. Candele benedette e invocazioni, ritorno domani nelle parrocchie il rito della Candelora, la luce della devozione per scacciare il buio dell'avversità e dell'inverno. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre tornando a parlare del giallo della morte di Leonardo Semenzato, il cinquantenne di Arcade deceduto 3 giorni dopo il ricovero in ospedale. Oggi l'autopsia sul corpo dell'uomo, un esito che sembra confermare i sospetti di un infortunio tenuto nascosto. Deceduto per le fatali conseguenze di quel trauma cranico compatibile con la caduta da un'altezza considerevole. L'esito dell'autopsia sul corpo di Leonardo Semenzato è un terribile passo in avanti lungo la pista dei sospetti della procura. Il cinquantenne muratore di Arcade, morto dopo 3 giorni di ricovero all'ospedale Cafoncello di Treviso, potrebbe essere realmente rimasto vittima di un infortunio tenuto nascosto. L'esame autoptico eseguito dal professor Alberto Furlanetto ha rivelato più traumi nel corpo, ma quelle fatali sarebbero le lesioni al capo. Altre analisi devono essere compiute a partire dalla cartella clinica dell'uomo. Bisognerà capire se si sarebbe salvato con un intervento immediato o se la caduta sarebbe stata ugualmente fatale. Bisognerà accertare se realmente questa caduta è avvenuta nel cantiere di Silea, dove era impegnato il giorno stesso del ricovero, avvenuto grazie al passaggio di un collega in auto. Ora è il turno dei periti dell'incrocio dei dati con gli ispettori dello Spisal. Il giorno del ricovero Semenzato ha negato ai medici di essere caduto, stessa versione del racconto della titolare del cantiere, ora indagata, che ha raccontato come quel giorno un collega lo avesse visto in precarie condizioni, ottenendo come risposta: non sono caduto ma ho tanto mal di testa e di schiena. Dunque, cos'è successo? Si dovrà attendere ancora per capirlo con esattezza. Nel frattempo la CGIL ha indetto un vertice con la prefettura per lunedì 5 febbraio, dove tornare a parlare con urgenza di sicurezza sul lavoro. E faremo il punto per capire che tipo di percorso costruire per il futuro di rafforzamento di tutte le misure che stiamo già mettendo in campo. Perché la situazione si conferma allarmante e sarebbe ancora più grave se il caso di Leonardo confermasse i sospetti della procura. Siccome il problema c'è e bisogna fare chiarezza su casi gravissimi tra l'altro, ma abbiamo la necessità tutti di alzare il livello di attenzione e soprattutto di prevenzione per fare in modo che la cultura della sicurezza sia una cultura divisa. Da questo punto di vista non c'è differenza tra impresa e lavoratore, dobbiamo in qualche modo essere responsabili e mettere in campo un'azione che rilanci l'attività sulla sicurezza. Ora la politica, torniamo a parlare dei veleni all'interno della Lega per la composizione delle liste per Camera e Senato, il freno messo ai vertici della Lega ai ribelli convocati dal segretario provinciale a Treviso ieri sera. Basta sfoghi, ora bisogna pensare alla campagna elettorale, dice Dimitri Coin, ma per molti esclusi la resa dei conti sembra essere solo rinviata. Stop alle polemiche e bocche chiuse dopo giorni di duri sfoghi da parte degli esclusi dalle liste per le politiche. A Treviso, come a Padova e a Venezia, i vertici del Carroccio chiamano a raccolta i ribelli per chiarire una volta per tutte le scelte fatte, dicono, di sicuro per non far prendere una deriva pericolosa a una campagna elettorale già nel vivo. Ad alzare la testa sono stati i cosiddetti uomini di Luca Zaia, sindaci vicini al governatore che non hanno gradito l'esclusione di massa dalle candidature a Camera e Senato. Il segretario provinciale della Lega trevigiana Dimitri Coin, che ha riunito i contestatori al K3 di Villorba, non vuol sentir parlare di categorie. Faccio fatica a pensare quali siano gli uomini di Zaia, tutti sono uomini della Lega, Luca Zaia è il governatore del Veneto della Lega Nord e quindi credo che tutti si faccia parte della stessa famiglia. Per dimostrare che il gruppo è unito, a breve sarà convocata una conferenza stampa di presentazione dei candidati alla presenza dello stesso Zaia. Tutto chiarito e tutto rientrato, dice Coin, mentre chi fino a ieri attaccava apertamente le decisioni prese dal nazionale si chiude in un silenzio vistosamente
estremamente forzato. Alla domanda se la Lega in questo momento è spaccata, cosa risponde? Assolutamente no, è normale che in questi momenti, quando si fanno delle scelte, ci sia chi magari ci è rimasto male e come affermo, le liste della Lega sono di assoluta qualità, come di assoluta qualità erano anche alcune delle persone che sono rimaste fuori. Più d'uno lascia intendere che dopo il 4 marzo ci sarà l'inevitabile resa dei conti. Ma non so cosa intendono per resa dei conti, io credo che i cittadini stiano aspettando da 5 anni di poter andare a votare, la Lega ha messo in campo una squadra di assoluta qualità e ricordiamoci sempre che la politica è servizio dei cittadini e non avanzamenti personali di carriera. Intanto su un altro fronte, lo avevamo raccontato, la discesa in campo del giudice trevigiano Angelo Mascolo, con noi con l'Italia, ebbene la decisione ieri del dietrofront da parte del magistrato. Più adatto a fare il tecnico che il politico, il giudice trevigiano Angelo Mascolo ritorna sui suoi passi e rinuncia alla candidatura alle politiche di marzo nella lista Noi con l'Italia. Il GIP, che la scorsa primavera aveva creato un caso a livello nazionale affermando in materia di sicurezza che lo Stato non c'è più e di stare riflettendo di armarsi, era tornato a far parlare di sé pochi giorni fa, quando era stata annunciata la sua candidatura. Si sarebbe dovuto presentare nel proporzionale nel collegio Vicenza 5, essendo per legge incompatibile con il territorio in cui opera come magistrato, e sembrava determinato ad andare fino in fondo. Inutile brontolare davanti alla televisione, aveva detto: bisogna impegnarsi in prima persona ed è bene che vadano avanti i migliori, non i mediocri. Legittimo e anzi costruttivo, diceva, l'impegno in politica di un magistrato. Io penso che tutti noi cerchiamo di fare del nostro meglio, non mi sento, poi si criticano i singoli provvedimenti che vengono fatti, ma io penso che siamo a un livello culturale abbastanza buono, quindi siamo gente che può dare una mano, insomma, volendo. Aveva chiesto e ottenuto dal plenum del CSM l'aspettativa per motivi elettorali, poi il dietrofront. Cosa gli abbia fatto cambiare idea non è facile dirlo. Forse la collocazione scelta dai centristi per lui ritenuta poco soddisfacente, forse l'effettivo significato di una discesa in politica. Dove fossi candidato poco importa, risponde lui, ho solo capito che forse in quell'ambiente non sarei stato a mio agio, sono più adatto a dare pareri e resto indipendente. Una decisione presa, afferma il giudice, dopo una profonda riflessione. Esperienza conclusa prima di cominciare, quindi già da oggi Mascolo è tornato al suo posto in tribunale. Tra i protagonisti, tra i partiti protagonisti nella sfida elettorale del 4 marzo c'è anche la compagine di Grande Nord, dove ci sono anche dei fuoriusciti del Carroccio. Ieri sera uno dei candidati, Corrado Callegari, ospite di 2010, sentiamo allora le sue parole. Che cosa c'è quindi nel programma di Grande Nord? Grande Nord vogliamo riportare al centro quella che è stata l'origine negli anni 90 dei movimenti indipendentisti e autonomisti, che è quello di avere l'autonomia fiscale nel nostro territorio. Che siano 22, che siano 18, che siano 19, è giusto che tutto quello che viene prodotto da un territorio resti nel proprio territorio, perché sennò poi andiamo a vedere dove vengono spesi i soldi che i veneti mandano giù come tasse, possiamo vederlo che sono rimasti inalterati: 18.000 forestali in Calabria, 24.000 in Sicilia, opere pubbliche lasciate abbandonate, sanità che non funzionano, cioè questi argomenti che uno può dire ma sono sempre le stesse cose che tirate fuori. Sì, sono sempre le stesse cose perché non hanno avuto soluzione. Ma quindi non sono temi pienamente inclusi nella trattativa con l'autonomia adesso? Sull'autonomia? No, perché noi ovviamente siamo molto più avanzati su questo. La pagina della cronaca adesso, a partire da un incidente avvenuto poco fa a Volpago del Montello, un'auto che si è schiantata contro un platano, 2 le persone ferite, uno dei quali è disabile, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso. Adesso un'inchiesta della Guardia di Finanza, la Procura di Treviso, il procuratore capo della Costa conferma che c'è questa indagine della Finanza su falso e truffa ai danni dello Stato e sotto esame ci sono le assunzioni di bidelli e personale amministrativo delle scuole nella nostra provincia, in particolare chi arriva dal napoletano. È una inchiesta che segue un'analoga indagine del 2014.
Falso e truffa ai danni dello Stato. E questa è l'ipotesi di reato su cui sta indagando la Guardia di Finanza su ordine della Procura di Treviso, dopo un esposto presentato dal Provveditorato. Tutto parte da una segnalazione anonima su presunti diplomi, punteggi e titoli che sarebbero stati ottenuti in maniera illegale da parte di personale successivamente assunto nelle scuole trevigiane. La segnalazione, peraltro piena di astio verso chi si è aggiudicato un posto di bidello o di personale di segreteria, è circostanziata e ritenuta dalla Procura credibile. Probabilmente scritta da un candidato danneggiato dalla graduatoria e che, denunciando i fatti, spera di poter ottenere ciò che gli sarebbe stato illegalmente sottratto, ovvero un posto di lavoro sicuro. Nella lettera si fa riferimento ad attestazioni e abilitazioni ottenute in particolare in provincia di Napoli, attualmente oggetto di verifiche da parte delle Fiamme Gialle trevigiane. Per questo da giorni è un continuo via vai nella sede della Guardia di Finanza provinciale di dirigenti scolastici convocati per un colloquio con la richiesta di produrre curriculum e diplomi del personale assunto. Decine le posizioni in corso di accertamento per un'ipotesi di reato che proprio a Napoli ha un precedente. 250 privatisti che avrebbero ottenuto il diploma dietro un pagamento di 5.000 euro, una è stato poi utilizzato per essere assunti nelle varie graduatorie di tutta Italia. A Treviso adesso 1 giorno e mezzo per identificare il responsabile del danno a Piazzetta dei Battuti, è il risultato dell'indagine della Polizia Municipale di Treviso. Il protagonista è il conducente di un furgone di una nota azienda che si è messa a disposizione della polizia locale e che ha aiutato le forze dell'ordine a identificare il responsabile che ha pensato bene di fare manovra al centro della piazzetta, causando quindi il danno. Ecco il fotogramma che ha incastrato il vandalo di Santa Maria dei Battuti. Le sue iniziali, tra l'altro, coincidono con il simbolo della confraternita inciso sulla panchina che l'altra sera ha distrutto. SM, italiano, una quarantina d'anni, individuato grazie alla pronta collaborazione della Bristot, l'azienda del caffè di Belluno chiamata in causa dai filmati delle telecamere cittadine visionati dalla Polizia Municipale di Treviso. Un fotogramma accompagnato però anche dalla testimonianza di un cittadino, segno che le telecamere possono fare molto, ma il controllo di vicinato il più delle volte a fare la differenza. Meno di 36 ore per identificare il conducente del furgone che probabilmente sbagliando strada si è trovato nella piazzetta e pensando bene di fare manovra per uscire avrebbe urtato pesantemente un pezzo di arredo urbano demolendolo parzialmente. Non si sa se l'uomo si sia accorto del guaio combinato, fatto sta che si è allontanato magari sperando di farla franca. Ma le telecamere implacabili hanno registrato il passaggio e l'occhio vigile del residente ha fatto il resto. Ora il quarantenne dovrà rispondere non solo dell'accesso in zone a traffico limitato che gli costa una sanzione da 200 euro, ma dovrà rispondere al comune dei danni provocati, un conto che rischia di essere davvero salato. E non è la prima volta che dei veicoli finiscono nella piazzetta dell'ex ospedale provocando danni in manovra. Poco prima di Natale un altro mezzo aveva divelto la fontana per poi fuggire sperando di farla franca. Anche in quel caso, grazie alle telecamere, è stato individuato e pesantemente sanzionato. Per questo il comando di via Castello d'Amore sta pensando ad una telecamera montata su un braccio movibile per monitorare la piazzetta dei conducenti distratti anche di notte. Adesso la sanità con l'epidemia di influenza, il Cafoncello scoppia letteralmente, nemmeno il reparto straordinario predisposto nei giorni scorsi è sufficiente ad accogliere i malati con complicazioni. Intanto l'ospedale sperimenterà la figura del manager dei posti letto. Sentiamo. Sempre più aggressiva, l'epidemia influenzale di quest'inverno sta mettendo a letto molte più persone del previsto, ma soprattutto ad allarmare sono le complicanze che stanno colpendo i pazienti più fragili, specialmente anziani, e così anche il reparto straordinario realizzato negli spazi di otorino-laringoiatria del Cafoncello non è più sufficiente ad accogliere i malati, che si stima arriveranno a 100.000 alla fine dell'epidemia. Purtroppo questi 40 posti letto sono oggi riempiti tutti, stiamo appoggiando anche qualche letto in più in medicina, qualche bis, cosa che non vorremmo mai fare, però purtroppo l'emergenza c'è ancora ed è forte. L'ospedale scoppia e la situazione di difficoltà è destinata a protrarsi sicuramente ancora per diverse settimane, visto che il numero di contagi del virus influenzale non accenna a diminuire. E proprio per aiutare nella gestione dei posti letto anche in momenti come questo sarà sperimentata al Cafoncello la figura del bed manager. Spesso e volentieri il pronto soccorso si trova impossibilitato a ricoverare le persone che hanno bisogno, quindi tenerle in pronto soccorso, creando poi quel disagio che hanno tutti gli utenti, perché risulta che il posto letto nei reparti, in unità operative, medicina, geriatria, eccetera, non c'è.
E verificando nel tempo ci siamo resi conto che invece magari il posto c'è, si ritardano solo i preparativi per liberare il posto. Ecco dunque che entra in funzione il bed manager, un infermiere con caratteristiche organizzative che avrà l'incarico, e qui forse al bed letto ben si abbina il bed cattivo, di sollecitare i colleghi a liberare velocemente il posto. L'obiettivo è quello di riuscire ad anticipare le dimissioni dei pazienti al mattino anziché al pomeriggio, cosa che già da sola permetterebbe di dare maggior respiro ai reparti. Io credo che andiamo a recuperare nell'arco complessivo una trentina o quarantina di posti letto. Dalla sanità ai trasporti, anche nella nostra provincia si potrà viaggiare in treno e in autobus con un solo abbonamento. L'accordo tra MOM e Trenitalia è stato presentato oggi a Mestre. In treno e in autobus con un unico abbonamento. Anche nella Marca parte il progetto Unica Veneto, che ha l'obiettivo di fornire ai passeggeri un'unica carta per tutti i mezzi pubblici. 2 le date che la Regione ha fissato per altrettanti traguardi. Entro il 2018 confido assolutamente di arrivare ad avere la tariffa unica su cui i tecnici stanno lavorando, e entro il 2020 assolutamente dobbiamo arrivare ad attuare il biglietto unico. Intanto la nostra provincia inizia il percorso passo dopo passo. Siamo in una fase sperimentale, credo che potremo fare, dopo una prima fase di sperimentazione, avremo delle basi sulle quali lavorare. L'abbonamento MOM rimane a costo invariato, però ti dà la possibilità di utilizzare il treno. Una sperimentazione che coinvolge al momento solo gli abbonati e solo per alcune tratte. Noi stiamo lavorando con Trenitalia molto bene, stiamo anche avendo altre soluzioni che saranno prossimamente quelle di Santi 40, per esempio a Treviso, e con questo dovremo risolvere tutto il problema degli studenti delle scuole superiori. L'accordo con MOM prevede che a bordo dei nostri treni salgono i loro abbonati, abbonamento mensile. Parliamo Treviso-Montebelluna, Treviso-Vicenza e Castelfranco-Padova, un bacino fortemente urbanizzato, fortemente abitato. E sperimentazione nella sperimentazione, Castelfranco si avvia ad essere la prima città della Marca con una stazione intermodale. A Castelfranco stiamo lavorando da tempo, ma troverà la sua realizzazione quest'anno il nuovo deposito degli autobus e la nuova stazione degli autobus. MOM ha già presentato il progetto per la realizzazione del nuovo deposito, che si sposterà da Foro Boario in prossimità della stazione, e il Comune sta spostando la stazione, che oggi è in prossima al Palazzetto dello Sport, sempre alla stazione ferroviaria. Adesso la pubblicità, poi ancora servizi dalla Marca trevigiana. Rieccoci in studio, Telegiornale di Treviso, è il momento delle vostre segnalazioni con Lo Dico ad Antenna. Allora sentiamo la storia che ci racconta un nostro telespettatore che alla festa della mostra del radicchio di Dosson si è visto il posto auto per disabile, lui che è disabile, occupato dai trattori della stessa manifestazione. Ho chiesto per parcheggiare un posto più vicino, con la macchina eravamo in 4, 2 in carrozzina e 2 che camminavano come me, din don. Morale della favola, il vigile mi ha detto che là non c'era spazio e di parcheggiare circa un 150 metri indietro. Volevano andare alla festa del radicchio di Dosson, lui, Maurizio Perazza ed altri 3 amici, tutti con disabilità motorie, alcuni con la sedia a rotelle, altri in grado di camminare anche se con qualche difficoltà, come il signor Maurizio, a causa di una deformazione agli arti. Ma certo non per centinaia di metri, come invece è stato detto loro dal vigile per parcheggiare la macchina con cui erano arrivati a Dosson. I posti per disabili vicino all'ingresso dello stand per la verità ci sono, come previsto dalle norme. Peccato però che domenica fossero occupati dai trattori della manifestazione in corso. Lo spazio era tutto occupato perché c'era la manifestazione dei trattori. Ho detto no, a quel punto ho detto senta, o se no dalla parte opposta, stessa roba, ho detto faccio prima andare a Canicattì a parcheggiare e arrivare qua con l'aereo. E quindi mi sono girato le scatole e sono andato via. Stesso copione dell'anno scorso, dice, con conseguente segnalazione ai vigili, evidentemente però senza risultati. Ma le regole, avverte Maurizio, vanno rispettate. Metti delle indicazioni oppure dici guarda, ok, mettila qua che dammi una soluzione, trovami una soluzione. Se no fai una manifestazione con tanto di segnalazione, esclusi i portatori, anzi neanche i portatori di handicap, perché sono già intrigati a camminarmi,
e che mi porti io anche all'handicap, non penso proprio. Esclusi i disgraziati, perché in questo caso siamo ritenuti proprio dei disgraziati. Allora fate come il signor Maurizio, se ci sono problemi di servizi che volete segnalare fatelo con lo dico ad antenna, redazione @antena3.it per scrivere una mail, oppure 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure 351 175 5340 sms e WhatsApp. Per 8 anni ha cercato invano il marito Mario, svanito nel nulla nel 2009 e mancata Anna Biscaro Bonduan, e domani verranno celebrati i funerali a Dosson di Casier. Si è spenta martedì nella sua casa di Dosson di Casier, Anna Biscaro, dopo aver lottato con forza e tenacia contro la malattia, che alla fine ha avuto il sopravvento, quella stessa forza che l'ha sostenuta negli ultimi 8 anni nel non smettere mai di cercare il marito Mario Bonduan, scomparso nel nulla il 30 dicembre del 2009 da San Candido, dove era in vacanza con la famiglia. Eccola, mentre sorride, felice, abbracciata al suo Mario, compagno di una vita, ignari entrambi di quello che sarebbe successo, di quel crudele destino e del mistero non ancora chiarito della scomparsa di lui. Ora se n'è andata anche Anna, senza sapere cosa sia accaduto al marito, senza aver mai smesso di sperare, assieme alle figlie Stefania ed Angela, che Mario sia ancora vivo, chissà dove, perso in uno di quei vuoti di memoria dei quali aveva cominciato a soffrire prima di svanire nel nulla. Nei lunghi anni di ricerche ed appelli portate avanti con instancabile costanza dalle figlie, Anna con la sua discrezione e riservatezza è rimasta in secondo piano, senza però mai smettere di sostenere e dare forza a Stefania e Angela nel loro impegno a cercare il papà, impegno che le ha portate a sostenere sul territorio l'associazione Penelope e Gens Nova Onlus. Mamma e papà, dicono le figlie, ci hanno lasciato un'eredità di valori e di insegnamenti che ora noi dobbiamo portare avanti. I funerali di Anna Biscaro Bonduan si terranno domani, 2 febbraio, alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Dosson. Adesso ci spostiamo in Pedemontana perché da stamane Cisone di Valmarino ha un nuovo presidente della Proloco, un avvicinamento inaspettato per una delle associazioni più ricche e famose della Marca. Voglio continuare a fare quello che ha fatto il presidente uscente, anche perché deve esserci continuità. È il volto nuovo della Proloco di Cison di Valmarino. Giorgio Floriani, consigliere comunale, è il successore dello storico presidente Bruno Possamai. Un passaggio di testimone per molti inaspettato, alla guida di una delle associazioni più ricche e attive della Marca. Con artigianato vivo, la Proloco è riuscita a diventare proprietaria di alcune aree strategiche del territorio cisonese, come le cantine Brandolini e le case Marian, solo per citare l'ultimo acquisto. Del resto, il borgo ai piedi di Castelbrando è classificato tra i più belli d'Italia e la manifestazione d'agosto è un classico dell'estate di Marca. Migliaia le presenze sia nella stagione estiva che in quella invernale, con le iniziative delle Stelle di Natale, ultimo progetto espositivo dell'era Possamai. Per questo suona male questo addio del presidente uscente, soprattutto dopo che le votazioni lo chiamavano ad un nuovo mandato. Possamai si è giustificato anche ieri sera con la volontà di stare più in famiglia, ma da più parti si parla di profondi dissapori con sindaco e amministrazione comunale. Il sindaco Cristina Pin smentisce categoricamente, fatto sta che adesso alla guida della Proloco c'è un componente della sua maggioranza, che per molti significa di fatto commissariamento. Del resto, giusto per fare qualche numero, c'è il restauro delle case Marian da seguire, un cantiere da 3,5 milioni di euro. Dal canto suo il nuovo presidente smorza le polemiche e punta a mantenere alto l'impegno della Proloco più ricca e famosa della Marca. Io cercherò di fare in modo che aumentino di numero sicuramente, che qualche magari persona che in passato aveva abbandonato la Proloco per vari motivi si riavvicini e ci dia una mano. Io ho un motto che ce l'ho sempre dentro, che per fare certe cose bisogna farlo in tutti, e il motto che ho io è che l'unione sicuramente fa la forza. Domani si rinnova il rito della Candelora, la benedizione delle candele che un tempo venivano accese durante i temporali per tenere lontana la grandine, segni del nostro passato religioso ma anche laico, come ci racconta il prossimo servizio. Candelora, candelora dell'inverno semafora, ma se piove tira vento
nell'inverno siamo dentro. Nella voce dei fratelli Moretto, volti del bel canto trevigiano, le note di una filastrocca che fa parte della nostra storia. È una storia di candele e di devozione, di ricerca della luce nel buio delle avversità. È un segno di fede che tu porti a casa e che tu accendi soprattutto nei momenti di difficoltà o anche nei momenti di gioia, perché oggi, grazie a Dio, le candele le accendiamo sempre. Candele benedette che servivano per scacciare il buio, ma anche gli acciacchi di stagione. Ma nella nostra storia contadina la fiamma della candela benedetta, bruciando il ramoscello d'ulivo delle palme, era l'ultima difesa ad fulgure e tempestate. Mia mamma, quando accadevano fatti gravi, come può essere anche una tempesta, noi eravamo contadini, lei si metteva a pregare, accendeva la candela e diceva: Signore, tu che sei la luce, aiutaci, perché se tu ci mandi la tempesta non mangeremo più. E allora ha senso anche oggi non perdere il riferimento che mi ha insegnato mia mamma. Un rito che, come molti altri, la nostra gente poi ha reso più laico. E così saltano fuori foto come queste, quando 30 anni fa chi guidava Treviso si ritrovava in casa dell'allora direttore generale dell'ospedale per festeggiare insieme la ricorrenza cantando così. A questa illustre compagnia auguriamo allegria e col calice in mano tutti insieme noi brindiamo. Evviva! Evviva davvero! Adesso parliamo di 20:10, in chiusura vi ricordo, fra pochissimo dopo di noi, politica in primo piano, elezione del 4 marzo, in studio ospite di Ferdinando Avarino, il candidato del Partito Democratico Nicola Pellicani e Stefano Serena, che è presidente del Mestre ma fresco candidato di Fratelli d'Italia. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Prosegue un tempo piuttosto instabile sul Triveneto, sarà infatti una giornata caratterizzata dalla pioggia. Vediamo il dettaglio di venerdì 2 febbraio. Sul Veneto condizioni di maltempo, la perturbazione atlantica continua a portare piogge diffuse localmente anche a carattere temporalesco. Lieve miglioramento entro la nottata, salvo ancora per qualche fenomeno sulle aree costiere. Temperature massime tra 6 e 10 gradi, minime tra 3 e 7 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prosegue il maltempo con precipitazioni diffuse un po' ovunque, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata, con fenomeni anche di moderata intensità. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, minime tra 3 e 6 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Anche qui prosegue l'instabilità, ancora con qualche pioggia sui settori centro-meridionali del Trentino e con locali nevicate sul resto della regione. Generale miglioramento entro sera-notte. Vediamo le temperature, le massime si attesteranno sui 9 gradi, minime sui 4 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati meridionali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.